La prima è andata. L'entusiasmo dello stadio Barbera ci ha fatti soffrire, ha detto Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria. I 32.000 presenti sono stati infatti il 12° uomo in campo che ha trascinato la squadra verso la meritata vittoria grazie alla doppietta del francese Diakité. Il pubblico di Palermo, lo sappiamo, rende ogni partita entusiasmante. Con questi tifosi, ha detto proprio il protagonista della serata che ha portato il Palermo in semifinale, bisogna per forza provare a vincere. E Diakité è entrato nei cuori dei palermitani che lo avevano già a lungo osannato dopo il gol di Bolzano che ha consentito di mantenere il 6° posto in classifica. Adesso semifinale con il Venezia lunedì e di nuovo al Barbera per la partita di andata con il Palermo che deve recuperare le forze in fretta e puntare ad un'altra prestazione che sappia lasciare il segno. Per l'allenatore Mignani il riscatto dopo la mancata promozione con il Bari potrebbe arrivare proprio con il Palermo. L'augurio è di vedere lunedì ancora la migliore squadra in campo, il miglior Palermo, insomma, come quello visto ieri sera. Sicuramente si vedrà il miglior pubblico, il pubblico dei tifosi palermitani.